La dimora sorge nella stessa località in cui nel 1192 il patriarca di Aquileia fece erigere una fortificazione difensiva nota come il Castello. Appannaggio dei Tolentino per circa 4 secoli, nel 1814 gli edifici e i terreni dell'antico feudo di San Polo di Piave divennero proprietà dei conti Pappadopoli. Questa in particolare ha uno stile molto particolare, sembra di essere in Inghilterra perché è stata modificata in stile neogotico inglese, meglio definito come Tudor. Il parco che la circonda, un parco maestoso, splendido, di 130.000 metri quadrati con un lago bellissimo e 2 isole, può essere visitato in barca, può essere visitato a piedi o in bicicletta. Gravemente danneggiato durante la Grande Guerra, il castello fu ripristinato all'inizio degli anni '20 grazie alla volontà e alle risorse del nuovo proprietario, Giovanni Joll, un imprenditore vitivinicolo pordenonese emigrato in giovane età nella regione argentina di Mendoza, nella quale fondò un'azienda di enorme successo. A pochi metri dal parco storico e dal castello c'è questo complesso impensabile finché uno non ci entra. È un complesso maestoso, monumentale, suggestivo, aggiungiamoci tutti gli aggettivi che ci vengono in mente. E noi adesso stiamo vedendo la Bottaia, che abitualmente viene identificata con questo nome un po' buffo, Cantine Nuove. Nuove tra virgolette perché questo edificio è il più recente del complesso perché risale alla seconda metà del Settecento. Pensiamo a quanti sacrifici sono stati necessari per piantare i vigneti, per allevare i vigneti, per produrre l'uva, per raccogliere l'uva, per portarla in cantina, per lavorarla, per invecchiarla e poi per spedire il vino. Pensiamo a tutte queste botti, a quanto vino possono aver contenuto in tutte le vendemmie dal 1427, quelle nel nucleo storico, o dalla seconda metà del Settecento per questa infilata meravigliosa. E io credo che noi agricoltori, ma così come in maniera diversa noi proprietari di villa, dobbiamo essere ben consapevoli del privilegio che abbiamo.